Una grande opportunità per un territorio come quello del Nuorese che è stato quasi totalmente escluso fino ad ora dai benefici economici della ZES. Confindustria Sardegna Centrale accoglie positivamente l'annuncio da parte del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi del tavolo di domani che vedrà prefetto, Confindustria e Coldiretti confrontarsi sull'istituzione, prevista nel decreto sud del governo, di una ZES unica per tutto il Mezzogiorno a partire dal 1° gennaio 2024. Un tavolo fortemente atteso da Confindustria Sardegna Centrale, che già lo scorso aprile aveva richiesto e ottenuto ascolto in prefettura per individuare un piano di azione che, in assenza di una ZES nel Nuorese, intervenisse sulle criticità che rendono sempre più accidentato il percorso dell'imprenditoria nuorese ogliastrina. Secondo Giovanni Bitti, presidente di Confindustria Sardegna Centrale, con l'imminente istituzione di una ZES unica sarà fondamentale a questo punto capirne le modalità di attuazione e soprattutto quali tipologie di aree saranno incluse. A questo proposito, Bitti non nasconde preoccupazione per il destino delle ZIR, le zone industriali di interesse regionale, di cui fa parte anche l'area industriale nuorese di Pratosardo. I tempi da qui al 1° gennaio sono strettissimi e in questo lasso di tempo è necessario per Confindustria che emerga chiaramente lo stato dell'arte sui tempi per la chiusura della fase commissariale, visti anche i 3 milioni di euro già versati dalla Regione, e sul passaggio dell'area al comune di Nuoro, con la presentazione da parte di quest'ultimo del piano industriale indispensabile per la gestione futura dell'area. Un passaggio obbligato, secondo Bitti, per attivare un ragionamento concreto che porti Pratosardo e le altre ZIR del territorio a salire sul treno della ZES unica per il Mezzogiorno.